Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Lineelecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, mister, 20 minuti bellissimi, oggettivamente bellissimi, in cui avete avuto occasioni, avete segnato, avete avuto padronanza, anche 25, diciamo, 26, poi... 50. Ok, perfetto. Se lei, so che tu sei tedesco, sì. no, dico tedesco di mente, no, molto preciso, no, con i tuoi calcoli. Comunque, al di là di questo, avete evidentemente avuto un gran palleggio e tutto, poi il Padova vi ha trovato un ritmo superiore, mi viene da dire, e l'ha tenuto fino alla fine. Poi insomma ci sono stati degli errori evidenti, sono abbastanza anche tipici di questo inizio stagione, forse anche per le gambe un po' pesanti. Ma io sono d'accordo che i primi appunto 26 minuti erano fatti nell'idea che volevamo fare, come stiamo preparando anche il nostro gioco. Non sono d'accordo per il secondo tempo perché ho visto una squadra che ha provato di uscire più forte, di difendere più alto. Non è che hanno creato poi più così tanto, chiaramente due volte, però su errori individuali dove dobbiamo correggere e lavorarci. Chiaramente che loro hanno una bella squadra, hanno senza pressione un buon palleggio. Noi abbiamo fatto non una settimana tipica in senso di preparare la partita, ma questo oggi era il sesto allenamento di questa settimana. Volevo veramente andare sulla resilienza ancora di più perché abbiamo giocato martedì e loro sono in anticipo di una settimana. Dunque per me dell'intensità, della volontà, ci ha dimostrato oggi che anche nella sofferenza che devi accettare un possesso palla una volta dell'avversario, devi essere più lucido perché potevi anche recuperare, ripartire, ottenere palla, non l'abbiamo fatto bene, là ci lavoriamo. Però se vedo poi anche chi entra, tre giocatori della primavera o ex primavera che poi per me fanno benissimo, anche Zanellato, Gombaretti subito hanno preso in mano in centrocampo quello che volevano fare, anche Di Bitonto scusa è entrato, dunque sono non contento perché io non mi piace vincere, però ho visto delle cose che sono sulla via giusta e cose da correggere. Dunque un super test, hanno spinto questa settimana, mi piace anche che sono tutti a bordo, nel senso che c'è anche Krita che sta riprendendo, tutti si allenano e questo per un allenatore è la cosa più importante. Ecco, oggi appunto avevate 6 defezioni, 3 diciamo obbligate, Critta, Ndongue e Lovisa che non era disponibile, e poi sappiamo anche le situazioni di Mendoza, di Tordini e di Gesù che alcuni proprio non hanno fatto minuti fino a questo momento, Tordini qualcosa segnando anche col San Georgen. Sì, appunto c'è il gruppo grande dove ci stiamo allenando, non volevo portare di più di 22, sono due che non hanno giocato oggi, c'è Lovise che è stato fermo adesso per un 2 o 3 giorni, Ndongue vediamo, c'è un controllo, visita medica inizio settimana, spero anche lì che non sia una cosa grave. E Akrit appunto era qui con noi, si è allenato, voleva partecipare, questo è un segnale per me molto positivo che vuole far parte del gruppo. Dobbiamo fare le scelte perché se vado qui a 28 giocatori non serve, si hanno allenati con gli altri 3 stamattina, è chiaro che l'obiettivo è di trovare soluzioni e noi ci lavoriamo. Beh, chiaramente vi manca poco per chiudere questo gruppo. Abbiamo visto che comunque mancando Battistini col Sondrio, scusami, col Sondrio sarà la prossima con Lugano, chiaramente avete avuto una carenza difensiva, oggi sicuramente meno, però comunque hai citato Di Bitonto che è un giocatore che nei piani in teoria dovrebbe fare un po' l'ascensore con la primavera, quindi evidentemente qualcosa vi manca lì, è un giocatore anche offensivo. Beh, ci sono ancora 28 giorni per prenderli, però forse prima arrivano meglio ci puoi anche lavorare meglio. Chiaro che vuoi avere il gruppo subito, abbiamo fatto già grande gruppo adesso. Penso che si vede da partita a partita che l'armonia tra uno e l'altro, anche se non parlano la stessa lingua, cresce, anche nello spogliatoio di come si sono adattati. Però come hai detto te, ci manca dietro qualcosa e ci manca davanti qualcosa dove dobbiamo vedere come
fare, però sono del parere che devi fare la scelta giusta, dunque allora c'è un po' di giorni ancora da decidere. Meglio di riguardare e parlare bene con i giocatori o con chi li ha allenati, perché è troppo importante che c'è un gruppo sano. Ti ringrazio mister, buon lavoro. Grazie, grazie, buon weekend. Luca, una mezz'oretta contro un avversario che sappiamo che tipo di gioco fa, no? Molto, un palleggio anche estremo in alcuni momenti, poi poco dopo anche loro hanno fatto questa grande rotazione che chiaramente gli ha dato anche delle forze, però la porzione di partita che hai disputato tu vi ha visto crescere con tanti ragazzi che però si sono buttati dentro anche con personalità, penso a Miali, insomma, che ha fatto vedere qualcosa di particolare, però insomma una buona frazione. Parliamo prima di tutto di questo. Sì, sì, siamo contenti della mezz'oretta, ecco, che abbiamo giocato perché anche i ragazzi più giovani hanno fatto vedere che possono starci, che ci danno una grande mano e che soprattutto l'atteggiamento è quello giusto, quello che vuole il mister e quello che richiediamo in settimana. Invece, vista da fuori, c'è stata la prima parte di gara, ne parlavamo anche col mister, i tuoi compagni hanno approcciato veramente bene, poi, chiaro, avevate di fronte una squadra che ha dominato praticamente l'ultimo campionato e ha aggiunto anche qualcosa, quindi ci sta concedere anche, insomma, i tuoi compagni di reparto si sono trovati più di una volta a dover fronteggiare dei contropiedi in campo aperto che non fanno bene al reparto, anche però sappiamo, insomma, sono un po' il pane del Padova. Sì, sì, siamo contenti della prima parte, dell'approccio, perché abbiamo dimostrato che anche noi ci siamo, che sappiamo quello che dobbiamo fare e che se facciamo le cose fatte in un certo modo possiamo dar fastidio anche a una squadra di categoria superiore. Quindi per noi è stato un test importante e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada cercando di aggiustare quei difetti ma crescere nella nostra autostima, nelle cose che sappiamo fare bene. Siete a 15 giorni dal debutto con l'Ospitaletto, che poi mi sembra sorridere perché l'avrete 2 volte in 6 giorni, beh, sappiamo, storture dei calendari, no? Del finto sorteggio, mettiamola così. A che punto siete col vostro lavoro che ormai prosegue da 3 settimane? Ma stiamo lavorando molto bene sull'intensità perché il mister richiede questo, è un gioco dispendioso che però se fatto bene ci può portare dei risultati e abbiamo messo dentro anche tanti ragazzi nuovi, li stiamo accogliendo benissimo nel gruppo, siamo felici di loro, stiamo diventando un tutt'uno e questa è la cosa più importante, ecco, che dobbiamo poi riportare sul campo perché se creiamo questo gruppo secondo me potremmo toglierci delle soddisfazioni. Esatto, beh, Luca Marrone ogni sessione di mercato finisce in qualche notizia. A che punto siamo con la tua prosecuzione del rapporto con il Lecco? Ma io ho ancora un anno di contratto, quindi sono felicissimo di stare qui e per il futuro si vedrà più avanti, non ho fretta, non è questo il momento, però io sono molto felice di stare a Lecco.